Con l'editore sportivo della Torres, Vittorio Tossi, alla vigilia di un campionato, ormai mancano davvero pochi giorni per fare sul serio, una preparazione che continua sotto un sole cocente. Stato della squadra dal punto di vista anche del fisico proprio, visto che questo caldo insomma non aiuta proprio. Vittorio. I ragazzi si stanno allenando in modo costante, buttando fuori tanta energia dalla mattina alla sera, sono contentissimi e si sta creando un nuovo gruppo, una squadra totalmente quasi nuova e ovviamente l'amalgama ci vuole un po' di tempo. Siamo pronti anche per la prima amichevole ufficiale che faremo sabato a Nuoro e questo è già una cosa importante perché i ragazzi si stanno preparando mentalmente di cosa dobbiamo affrontare il prossimo anno. Sarà una stagione lunga e una stagione che vi metterà a competere davvero con un girone decisamente importante. Sì, è vero, però noi abbiamo fatto una squadra per sicuramente non soffrire come lo scorso anno, non ci stiamo mettendo nessun tipo di traguardo, ci divertiremo e vedremo di fare le cose per bene. Una squadra assemblata con tanti nomi di grande esperienza, volti non nuovi chiaramente anche a questi campionati. Crediamo possa essere davvero il là per una ripartenza. Nell'ultima intervista concessaci il mister parlava, noi arriviamo dai play-out, però si tira una riga e si rinizia. Beh, credo che sia stata la scorsa stagione una stagione un attimino da dimenticare, anche se poi siamo arrivati alla salvezza ai play-out. Quest'anno abbiamo programmato in modo tale che questa cosa non succedesse, ci stiamo lavorando bene, sono arrivati dei giovani interessanti, sono arrivati dei giocatori esperti, di categoria e un mister importantissimo che conosce la categoria molto bene.